Loda, monnezza, sconnacchiate, si mercenario. Ma c'ha tutti amici, da Napoli l'87. Così mi immagino i tifosi del Napoli quando Di Lorenzo sarà un nuovo giocatore della Juventus. Spero che no. Ragazzi, però sapete già Giuffredi che sta facendo di tutto per portare via Di Lorenzo, farlo andare alla Juventus, però dalle ultime voci c'è anche lo stesso Giovanni Di Lorenzo, c'è la volontà per andare, per cambiare maglia. Lo stimolano un po' tutto perché Giovanni Di Lorenzo di sicuro in questa faccenda c'è qualcosa che non va per il capitano, visto che aveva giurato eterno amore al Napoli, 3 anni con noi, vincendo anche lo scudetto 2 anni fa, non l'anno scorso. L'anno scorso sappiamo la stagione di merda che abbiamo fatto, compreso il capitano, infatti tante le critiche verso il capitano, così come tutta la squadra, ragazzi. Però a me mi è sembrato un massacro verso Di Lorenzo. Allora, c'è una parte dei tifosi sicuramente per Di Lorenzo e l'altra contro Di Lorenzo. Ragazzi, sicuramente le critiche ci stanno perché quando uno sbaglia una stagione, quando uno gioca male, viene criticato. Così come il capitano devono essere criticati tutti quanti, ma a me mi sembrano in certi tratti della stagione che sono eccessive le critiche contro il capitano, perché è pur vero che il Napoli non è arrivato nemmeno in zona Champions League, ma nemmeno in zona Europa League, addirittura fuori da tutto, anche dalla Conference League che fa cagare, decimi in classifica. Ma se uno viene criticato come il capitano, questa è tutta la squadra, perché se ha fatto male Di Lorenzo, ha fatto male anche Anghissa, ha fatto male anche Osimhen, anche Kvaratskhelia, anche se qualche partita ha giocato meglio degli altri. Le critiche se le prendano tutti. Poi c'è un'intervista, andiamo proprio su quello più importante, perché c'è un'intervista il quale il nostro capitano Giovanni Di Lorenzo dice delle parole, ragazzi, che vi invito anche a guardarlo, lo shorts su YouTube di Lorenzo a Calcio Napoli 24, dove dice delle parole. Praticamente le critiche ci possono stare per una partita o per un'annata andata male, ma non verso la famiglia. E io penso che su questo ha ragione. Perché andare sulla famiglia quando in campo c'è lui ad andare, no? E a me sta cosa mi fa pensare perché Di Lorenzo ha giurato amore al Napoli e così d'improvviso ha tanta voglia di scappare via da Napoli, anche tramite Giuffredi, anche se lui ancora non è uscito fuori, ma uscirà fuori anche lui prima o poi, sicuramente. Questa cosa fa pensare che ci sia stato qualcosa di grosso, qualcosa il quale lui non voleva, cioè andare proprio sulla famiglia di Giovanni Di Lorenzo. Qualcosa c'è stato, qualche minaccia, potrebbe essere stato la stessa cosa di Quagliarella, insomma ragazzi, perché non avrebbe senso che di punto in bianco Giovanni Di Lorenzo poi scelga anche la Juventus. Magari poi lì per lì è nervoso contro il Napoli, è la prima squadra che viene, la prima offerta con ambizione, lui prende e va via. A questo punto dice non me ne frega più niente del Napoli, hanno fatto male, mi hanno toccato quello che non dovevano toccare, allora a questo punto io guardo la mia carriera e il resto ciao. Io questo vado a pensare, voglio. Poi fatemi sapere voi se ho sbagliato qualcosa, cosa ne pensate, se invece pensate che comunque lui vuole ambire ad altro e non vuole più il Napoli per via della stagione, per qualche critica solo così come normale. Nei commenti mi piace sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se ancora non l'avete fatto e che aspettate la carrozza, iscrivetevi al canale di Napoliello 87. Ovviamente io non sono un tifoso occasionale,
a me Giovanni Di Lorenzo, anche se ha sbagliato una stagione, io ho visto tanti commenti, ragazzi, ma tanti, per me se ne può dire, andiamo a prendere quell'altro. Ragazzi, per me Giovanni Di Lorenzo è fondamentale in questo Napoli, ha vinto lo scudetto, era il capitano e io voglio che resti capitano al Napoli. Può piacere a qualcuno e a qualcuno no. Poi se va via, una mano sul cuore e troviamo un altro giocatore, perché poi siamo alla maglia, i giocatori vanno e vengono, passano, è passato Lavezzi, Cavani, Hamsik, ne sono passati tanti, quelli che ci hanno fatto male come Higuain, Sarri che è andato alla Juventus. Alla fine siamo solo questi, solo stemma nostro, Napoli non cagna mai. I giocatori cambiano stagione dopo stagione, anno dopo anno. E ci tenevo a precisare una cosa contro Giuffredi che parla troppo. Ci ha scassato un cazzo, Giuffredi. Tanto parlerà pure Di Lorenzo, ma a te stai parlando troppo assai. Basta, chiudo il cesso e poi aspettiamo a parole Giovanni Di Lorenzo, perché tu ci uccisi, ci induscato, ci scassato il fegato. È pure una cosa. Con questo è tutto, buonanotte a tutti amici, da Napoli 87 come sempre voglio, forza Napoli!